Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre 2 tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'Hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal Palaviena di Senargius, seconda giornata del campionato di Serie A2 femminile di basket Girone Sud, ancora un derby dunque sugli schermi di Directa Sport. Techfind San Salvatore contro CUS Cagliari, partita quanto mai interessante per tutta una serie di ragioni, a cominciare da quelli tecnici, con le due squadre che arrivano da 2 vittorie all'esordio. Particolare il successo della Techfind, maturato proprio a fil di sirena con il buzzer beater di Martina Pandori, la più giovane in campo, pensate classe 2003, con una freddezza incredibile, ha battuto le resistenze di San Giovanni Valdarno nel match d'apertura in trasferta. Dall'altra parte il CUS Cagliari, che ha già giocato un derby alla prima giornata e ha superato con pieno merito la Virtus Cagliari con il risultato di 71-50. Non mancheranno però all'interno di questa partita anche tanti temi emotivi, quelli portati dal derby ma anche quelli portati da una giornata particolarissima per il San Salvatore, perché questa è la prima partita che si disputa senza Gabriele Cinus, storico dirigente di questa società, a bordo campo. Vedete una sedia là in fondo con i colori giallo-neri, una maglia che reca appunto una sua foto, e tra poco verrà ricordato dalle due squadre e assieme a loro da tutti gli appassionati del basket sardo, con un minuto di raccoglimento che verrà fatto osservare dai signori Andrea Bernassola di Palestrina e Federico Berger di Roma. Anche noi ci uniamo a questo momento di ricordo. Toccante minuto di raccoglimento con applausi in questa partita, anche un pizzico di comprensibile commozione da parte delle protagoniste che stiamo per vedere in campo, soprattutto quelle cresciute nel settore giovanile qui del Palaviena, che dunque hanno vissuto, signor Cinus, giorno per giorno, davvero per tanti anni. Andiamo a concentrarci allora sui temi di questa partita. A questo punto subito uno sguardo ai quintetti iniziali. La Techfind San Salvatore in campo con Adriana Cutruppi, Munia Ella Bab, quindi ancora Giulia Manzotti, Marta Granzotto e Giulia Simioni che parte nello spot di playmaker. Per il CUS Cagliari invece in campo Ana Ljubenovic, che è peraltro ex di questa partita, assieme a Eugenia Caldaro, mentre arriva il primo canestro del match mandato a referto proprio da Giulia Simioni. C'è Sara Saias in cabina di regia, e poi non abbiamo ancora citato Giulia Prosperi con il numero 17. Deve fare a meno per questa partita ancora del capitano Erika Striulli, coach Federico Sciascia,
il Cus ha dimostrato sabato scorso di poter in qualche modo sopperire in termini di personalità la mancanza del suo capitano, quantomeno per il momento. È chiaro però che la partita odierna presenta dei temi e delle difficoltà abbastanza diverse rispetto a quelle di una settimana fa, non che la Virtus non abbia impensierito il Cus Cagliari, è stato così soprattutto a inizio partita, prima di un gap che si è creato tra le due squadre. Arriva anche il secondo canestro del match, lo ha realizzato Giulia Manzotti, inizio molto determinato da parte del San Salvatore, 4-0, mentre Prosperi si porta nella metà campo offensiva controllata da Manzotti che le mette un po' di pressione, poi Ljubenovic che fa circolare sul perimetro per Arianna Puggioni. Serviranno anche i suoi punti in casa Cus Cagliari per cercare appunto di sopperire alla mancanza di Striulli in termini di produzione offensiva. Qui c'è la stoppata ai danni di Caldaro, autrice Giulia Manzotti. Simioni può correre il campo in transizione, preferisce poi attendere e serve Giulia Manzotti dentro per Elabab che ribalta il lato. Granzotto cerca un extra pass con lo sguardo, non lo trova e parte verso la linea di fondo. Ancora un pallone fuori in ritmo, Manzotti da 3 punti dentro, gran costruzione offensiva qui per la squadra di Roberto Fioretto, che può senz'altro essere soddisfatta per questi primi 90 secondi sostanzialmente di partita. 7-0, parziale aperto entrando in questa partita per le giallonere, che dunque giocano anche per ricordare nel miglior modo possibile il loro dirigente Gabriele Cinus. Si alza ora coach Sciascia dalla panchina del Cus, chiede maggiore attenzione alla sua squadra e un particolare rimbrotto arriva a destinazione per Sara Saias, pure lei molto giovane, ricordiamo classe 2001, chiamata a prendersi la responsabilità non da poco della regia di questa squadra. Prosperi con lo step back, segna, subisce il fallo, andrà in lunetta con il tiro libero supplementare, suona la carica in casa Cus Cagliari. Allora Prosperi, giocatrice arrivata da Umbertide, forse il più importante innesto nell'estate del Cus Cagliari, che non ha vissuto di tante novità, soltanto 2, oltre a Prosperi c'è Petrova. Prosperi arriva da un ottimo campionato, come detto, in Umbria, vuole proseguire sulla stessa falsariga, ha fatto già molto bene all'esordio contro la Virtus. Intanto Cutrupi lascia il consegnato nelle mani di Manzotti, attacca la tech find con Granzotto che ha questo 1 contro 1 da sfruttare con Saias, legge molto bene la situazione, offre un assist al bacio per Munia Elabab che realizza così il primo canestro della sua partita, arriva da 28 punti in quel di San Giovanni Valdarno. Munia Elabab attesa tra le grandi protagoniste di questa partita, che contrappone la dimensione spiccatamente perimetrale del Cus Cagliari a quella più interna senz'altro del San Salvatore. Vedremo chi avrà la meglio in questo avvio di partita. Senz'altro il San Salvatore ci ha fatto vedere le cose migliori. 7-17 da giocare nel primo quarto, mentre attacca Simioni, si propone Elabab che aveva tanto spazio, ma Cutrupi vuole andare spalle a canestro nella situazione di 1 contro 1 con Eugenia Caldaro, non segna ma trova il fallo che le permetterà di andare in lunetta con 2 tiri liberi. Uno dei temi tattici alla vigilia di questa partita era appunto questo. Coach Sciascia ci ha detto che il Cus avrebbe cercato il più possibile di limitare i rifornimenti in post basso per le lunghe del San Salvatore. Ovviamente questa missione non è semplice, non è sempre una soluzione insomma percorribile, anche perché il San Salvatore sa in quali modi far arrivare il pallone vicino a canestro. Segna il secondo intanto Adriana Cutrupi e amplia il gap in favore del San Salvatore, ora più 8, 10-2, mentre Prosperi che va a incaricarsi di portare il pallone nella metà campo offensiva per la squadra universitaria. Caldaro lascia il consegnato nelle mani di Saias, sale Ljubenovic per il pick and roll, servita bene dentro da Saias, poi Ljubenovic commette il mezzo errore di abbassare il pallone, arrivano le mani, poi la tripla di Prosperi. Attenzione a Giulia Prosperi che è caldissima in casa rosso-blu. 5 punti tutti firmati da lei in questo avvio di gara. Intanto altro rifornimento in post basso, la Bab sbaglia, recupera il rimbalzo, sbaglia ancora una volta, ma c'è anche Adriana Cutrupi che deposita il layup del 12-5. Davvero difficile per il Cus in queste prime battute andare a contrastare il tonnellaggio sotto i tabelloni del San Salvatore, che fa la voce grossa anche a rimbalzo. Saias controllata da Simioni, parte verso destra la playmaker, ma viene stoppata ancora da Manzotti, già la seconda stoppata della sua partita. Qui Simioni si addormenta un po', ritorna Saias anche in punta nell'orgoglio per
l'errore precedente. Fuori Caldaro, dentro Federica Madeddu, che ha avuto ottimo impatto anche nel derby di una settimana fa, anche lei è del 2001. Esce Ljubenovic, non Caldaro, che resta in campo. Come detto, Madeddu sul parquet ha avuto davvero un impatto notevole sul derby di 7 giorni fa in casa della Virtus, a un passo dalla doppia, qui è scatenata Prosperi che si lancia in contropiede, dopo il recupero sbaglia, ma arriva l'energia di Madeddu a rimbalzo, non controlla, contropiede dall'altra parte, Granzotto gestisce, si accontenta del piazzato dalla media distanza, fa bene, fa tutto in maniera molto elegante. La Techfind è avanti allora sul +9, 14-5. Prosperi riceve lontano da canestro, in punta c'è Madeddu, il blocco di Caldaro, la ricezione ancora di Prosperi che si carica la squadra sulle spalle, il pallone fuori è telefonato, però capisce tutto sulla linea di passaggio Granzotto, 2 facili in contropiede per il massimo vantaggio in questa partita per la Techfind, 16-5 quando mancano 5 minuti e 20 da giocare nel primo quarto, con Sayas a gestire questo nuovo attacco da parte della squadra universitaria. Il pallone fuori per Puggioni, il tiro da 3 punti è sbagliato, il rimbalzo viene catturato da Adriana Cutruppi e poi Simioni che preferisce mettere calma nell'attacco. Eccoci tornati in diretta. Ci scusiamo per il problema tecnico relativo all'audio avuto in precedenza. Siamo
Allora, tornati sugli schermi di Diretta Sport, 21-8, vantaggio sempre abbondante per il San Salvatore Selarus. Arriva il tiro dall'angolo sbagliato da Ljubenovic, il rimbalzo poi controllato da Kutrupi e Granzotto che si porta nella metà campo d'attacco. Niola attacca per il Cus Cagliari, Madeddu finta il passaggio, poi va dentro in angolo da Puggioni, cerca di riaprire Puggioni ma a quel punto è troppo tardi, ancora forte la difesa del San Salvatore. Ci sarà comunque la rimessa in zona offensiva per la squadra universitaria, mentre esce Prosperi che è stato il faro della squadra Fussina nel primo quarto, un primo quarto molto difficile. Fino a questo punto, come recita la situazione di punteggio, la ragione sostanziale da ricercare nel livello di intensità davvero strabiliante tenuto dalla Techfind dal punto di vista difensivo. Kutrupi cerca di far circolare qui il backdoor però di Granzotto, tutto troppo facile per il San Salvatore. Piccola nota di demerito in questo caso per Niola, è sembrato così beffata completamente dal backdoor dell'avversaria. Qui Madeddu, buonissimo passo d'incrocio, va a prendersi il fallo di Granzotto, capitano e giocatrice più esperta nella Techfind. Mentre esce nuovamente Ljubenovic e in campo c'è spazio per Aleksandra Petrova, c'è nervosismo sulla panchina del Cus Cagliari con Federico Sciascia che giustamente è poco soddisfatto di quanto mostrato dalle sue ragazze nel primo quarto. L'uscita di Adriana Kutrupi, l'ingresso in campo di Camilla Demetrio Blecic, tra le giovanissime in campo per il San Salvatore, lei classe 2003, come Martina Pandoli che ha deciso la gara di San Giovanni Valdarno ma che ancora non abbiamo visto in questa gara. 23-9 come vedete nella nostra grafica. Madeddu in lunetta segna il secondo tiro libero e permette alla sua squadra di scollinare a quota 10. Il punteggio però è ancora nettamente avverso alla squadra ospite. Qui la partenza sospetta da parte di Simioni, corretta la chiamata arbitrale, infrazione di passi e allora si ripartirà con la rimessa dalla zona difensiva per il Cus. Madeddu fuori, ha dato discreto contributo in termini di energia dal momento del suo ingresso in campo. Sayas a gestire questo pallone, poi a chiamare in causa Niola, sceglie un corridoio di penetrazione, riapre quando è ormai troppo tardi, allora c'è il contropiede condotto da Ceccarelli, concluso da Simioni per il più 15 Techfind, 25-10. Davvero derby a tinte esclusivamente giallonere fino a questo punto. Il taglio di Sayas che riapre fuori per Niola, mette subito il pallone per terra contro Granzotto che ci mette ancora le mani, si tuffa sul pallone Simioni. Livello di intensità differente tra le due squadre quantomeno in questo primo quarto, con il Cus che avrà ora 8 secondi per trovare un tiro. Niola sulla rimessa, 48 secondi sono invece quelli che mancano al termine del primo quarto. Sayas guarda il canestro, va verso sinistra, in questo caso contiene in maniera positiva la Babbi, il tiro cortissimo di Niola e poi lo spazio ancora in contropiede per il San Salvatore. Ceccarelli, la tripla in transizione sbagliata però in questo caso dalla numero 17, ma un tiro che ci stava in questo caso. Chiamata maglia intanto per il Cus, 24 secondi al termine del primo quarto. Ovviamente Sayas va dentro, Ceccarelli mette le mani sul pallone, infrazione di passi, Sayas non la prende benissimo. E allora ripartirà Demetrio Blecic per il San Salvatore, 20 secondi 4 decimi, potrà andare fino in fondo la squadra di Roberto Fioretto che si affida all'esperienza del capitano Marta Granzotto. Va dentro Granzotto, Blecic da 3 punti sbaglia, poi Niola, vediamo se c'è lo spazio per la preghiera, non c'è. Allora termina un primo quarto davvero a senso unico, vantaggio Techfind San Salvatore, 25-10 e applausi meritati per le padrone di casa. Noi ci sentiamo più tardi per l'inizio del secondo quarto.
Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Tutto pronto per l'inizio del secondo quarto qui al Palavienna di Selargius. Si riparte da un eloquente più 15 per le padrone di casa, 25-10 in una prima frazione che ha avuto davvero poca storia. Uno sguardo alle statistiche: 10 su 18 complessivo dal campo per il San Salvatore, 8 su 13 da 2, 2 su 5 da 3, 14 rimbalzi contro i 5 conquistati dal CUS Cagliari, dato anche questo esemplificativo della differenza di valori vista anche dal punto di vista fisico nei primi 10 minuti. Qui si parte subito con il fallo di Demetrio Blecic ai danni di Caldaro, che andrà in lunetta con i primi liberi nel secondo quarto. Il CUS non ha giocato bene, ha avuto grosse difficoltà a trovare il ritmo in attacco contro una difesa davvero a tratti asfissiante da parte del San Salvatore. 3 su 13 dal campo, 23,1%, 2 su 6 da 3 punti con Prosperi, unica protagonista positiva probabilmente, 8 punti personali per lei, mentre Caldaro realizza cronometro fermo. Siamo sul 25-11. Dall'altra parte c'è già una giocatrice in doppia cifra ed è Giulia Manzotti con 10 punti, anche 2 stoppate per lei, 3 rimbalzi, davvero gran primo quarto. Coach Federico Sciascia si è fatto sentire non poco nel corso dell'intervallo fra il primo e il secondo quarto, ha catechizzato la sua squadra usando termini anche abbastanza duri. Deve disperatamente cercare insomma di suonare la carica, la riscossa per la sua formazione, che rischia di staccarsi dalla partita con abbondante anticipo, ma insomma la gara è ancora molto molto lunga. È appena iniziato il secondo quarto, il time out lo ha chiamato in questa circostanza Roberto Fioretto, che vuole gestire un eventuale ritorno quantomeno anche a livello di intensità da parte delle universitarie, che hanno da tanto tempo la nomea di squadra molto aggressiva, ed è su intensità e aggressività che voleva puntare il CUS anche in questo derby. Non ci è riuscito assolutamente nei primi 10 minuti, vedremo se riuscirà a prendere la strada maestra ora a partire dal secondo quarto. Intanto è terminato il time out. Ricordiamo anche che vi stiamo raccontando un'altra partita del girone sud del campionato di Serie A2 femminile, Virtus Cagliari contro Pallacanestro Femminile Firenze. La sta raccontando Alessandro Carta con le immagini di Alberto Tosini, e poi tanto altro, soprattutto nella giornata di domani con il calcio regionale grande protagonista. Intanto è ripreso il gioco, 9:40 da giocare nel secondo quarto. Pugioni mette il pallone per terra, poi Petrova che lascia il consegnato nelle mani di Saias, la partenza verso sinistra di Saias in angolo, Niola extra pass, Pugioni è scaduto però il cronometro dei 24 secondi. Qualche sprazzo interessante per il CUS, qui la costruzione era stata buona. Ci voleva però maggior velocità. Fuori Demetrio Blecic, dentro Munia El Abab per la Techfind, che rialza il tonnellaggio del proprio quintetto. Simioni, il movimento poi di Granzotto che riceve il pallone in punta, c'è Ceccarelli, apre per Simioni che ha spazio per il tiro da 3 punti, dentro Giulia Simioni, che già nel corso del Memorial Saba che ha fatto un'ottima impressione e qui vuole ripetersi. Qui Granzotto va a rubare palla a Niola e poi porge verso El Abab, la più rapida di tutte, in contropiede dopo il time out di Fioretto. Allora il San Salvatore riprende subito le redini della partita, 30-11, davvero un vantaggio molto abbondante per le giallonere, più 19, mentre mette il pallone per terra Pugioni, e poi c'è Petrova
controllata da Kutrupi, cerca il pallone senza trovarlo, passo d'incrocio, poi il giro sul perno di Petrova, errore, rimbalzo per El Habab. Simioni prova ad accelerare, vuole attaccare se possibile nei primi 10 secondi dell'azione, serve il post basso di Kutrupi, Petrova si allaccia, va a spendere il primo fallo della sua partita, doppio cambio in vista per il Kus, Ljubenovic e Prosperi, dentro anche Mura per il San Salvatore, va a rilevare il capitano Marta Granzotto. Partita di grande autorità tecnica per lei fin qui, senza apparire in maniera eccessiva, ma sempre con le cose giuste al momento giusto. 8:30 da giocare intanto nel secondo quarto, Sila che va avanti, rimessa dal fondo, affidata proprio alla nuova entrata Francesca Mura, prova a smarcarsi El Habab, esce in angolo Simioni, poi il pallone oltre l'arco per Ceccarelli, dentro ancora da El Habab, gran giro sul perno e poi il fallo della difesa, ancora davvero incontenibile El Habab per il San Salvatore, per il Kus ovviamente, Kus che ha difficoltà davvero importanti a difendere quando il pallone si avvicina a canestro. Due liberi per El Habab, giocatrice arrivata dalla Serie 1 da Palermo in particolare, per rinforzare il pacchetto lungo del San Salvatore, classe 94, 19 presenze nella massima serie, lo scorso anno per lei segna il secondo tiro libero il San Salvatore e allora per la prima volta in questa partita sul più 20, 31-11. Passa Sayas ma non ci sono spazi, Simioni con un altro recupero, ora vuole ragionare in campo, c'è anche Ceccarelli, si confermata sul parquet da coach Fioretto, intanto Kutrupi cerca una linea di passaggio, prova la finta di consegnato e poi provato ad andare dentro senza grande successo, 6 secondi, deve affrettarsi ora Simioni, lo show di Ljubenovic, Simioni va verso sinistra, scarica benissimo per Kutrupi, allo scadere di 24 sbaglia, rimbalzo offensivo ancora per il San Salvatore che si sta mangiando il Kus sotto i tabelloni. Mura in angolo da Simioni, dentro da El Habab, lavora con il fisico, arriva il raddoppio di Pugioni ma riesce comunque a tirare El Habab, in questo caso senza particolare fortuna. Mura ancora ad aggredire il pallone, Prosperi a gestire nella metacampo offensiva, Kus che fa una gran fatica anche a portare il pallone nella metacampo d'attacco in ragione della pressione furiosa del San Salvatore che aggredisce la palla nei primissimi metri del campo. Tocco con un piede in questo caso, rimessa in attacco per le universitarie, altro time out in campo, stavolta a chiamarlo è stato Federico Sciascia, sotto di 20, 31-11, 7-17 da giocare nel secondo quarto. Queste due squadre, ricordiamo, si sono già affrontate nel corso della pre-season. 18 settembre Memorial Saba, a vincere fu il Kus Cagliari per 67-65 dopo ben 3 tempi supplementari in una gara equilibratissima che vide Simioni arrivare a quota 18 punti, ne mise 15 invece Marta Granzotto, ma a decidere il match fu Erika Striulli con il canestro, riuscì a interrompere una lunghissima fase di equilibrio. Da allora è passata parecchia acqua sotto i ponti, non solo l'esordio in campionato per queste due squadre ma anche l'esperienza nella Coppa Italia di Serie A2 per il Kus Cagliari con la sconfitta al primo turno per mano di Moncalieri, gara utile comunque nella preparazione alla stagione da parte della squadra universitaria. Rimessa dal fondo intanto per il Kus che ci può riprovare in uscita dal time out di coach Sciascia. Prosperi, il blocco di Pugioni per l'uscita di Sayas che però è controllata da Mura, allora Prosperi deve mettersi in proprio, non è la prima volta in questa partita e la Bab usa troppo le mani in difesa e vanifica un po' il suo sforzo. Secondo gli arbitri c'è vediamo un po', dovrebbe essere il primo fallo di Munia El Habab. Ancora Prosperi sulla rimessa, Madedu tornata in campo, Sayas spara da 3 punti frontale, a segno Sara Sayas che prova a sbloccare ancora la sua squadra a singhiozzo fin qui
nella prima metà di gara. Ceccarelli dietro la schiena e poi cerca soluzioni sul perimetro, apre per Mura che se la sente da 3 punti, secondo ferro a rimbalzo, Signoni tocca verso Cutruppi, San Salvatore ne ha di più non solo con le giocatrici interne a rimbalzo ma anche con le esterne, e questo è un altro dato preoccupante per il CUS che vive di aggressività ed intensità. Recupero qui da parte di Prosperi che sta provando in qualche modo a tenere in piedi la sua squadra in mezzo alle difficoltà. Prosperi ha chiamato anche lo schema offensivo che inizia con questo passaggio in direzione di Ljubenovic, prova a battere la Bab che è un po' pigra sulle gambe, secondo la lettura arbitrale non scivola con i tempi giusti. Questo ritardo le costa il secondo fallo speso a stretto giro di posta dopo il primo campo. Intanto per Denise Pinna, fuori Signoni, molto positiva, ancora giocatrice, ricordiamo, nazionale svizzera che arriva da 3 stagioni nella massima divisione inglese, esperienze anche oltreoceano per lei a livello universitario. C'era qualche incertezza sul suo possibile impatto nella Serie A2, direi che ha messo tutti d'accordo in queste prime 2 uscite ufficiali Signoni, anche se questa gara è ancora lunga. Pinna, Mura e poi Ceccarelli sul perimetro per il San Salvatore, esce ancora Denise Pinna, poi Mura in post basso da El Abab. Ljubenovic cerca il pallone, non lo trova e anche lei spende un fallo. È il secondo della sua gara, 2 stagioni qui a Selargius per Ljubenovic. Avventura che era iniziata molto bene, non è finita altrettanto bene. È andata ancora con lo show la giocatrice originaria di Lubiana e la Bab prende il centro dell'area con grande prepotenza e segna altri 2 punti, 33-14. Punteggio ancora saldamente nelle mani della Techfind. Puggioni, Ljubenovic prende il tiro dai 5 metri, sbaglia, poi si tuffa sul pallone Adriana Cutruppi e la freccia premia il San Salvatore. Davvero spaventosa intensità per la Techfind in questa partita, che sperava peraltro anche di aver un po' esorcizzato i fantasmi del derby. 3-3 persi lo scorso anno, poi il riscatto sabato scorso, la vittoria indiscutibile sulla Virtus. Oggi nuovamente problemi, anche un po' di atteggiamento, un po' passivo fin qui nel primo tempo, mentre esce Puggioni e torna Niola. 5:30, siamo quasi dunque alla metà anche del secondo quarto. Minuti importanti per Denise Pinna. Ceccarelli ci prova con la difesa a zona, ora Federico Sciascia per provare in qualche modo a tornare in partita. Ceccarelli sbaglia, ovviamente il San Salvatore dovrà cercare di farsi trovare pronto dopo questa variazione difensiva delle avversarie. L'uscita di Prosperi controllata da Ceccarelli, in punta c'è poi ancora Niola, il blocco di Madeddu, ancora Niola che va in punta da Sayas attacca il canestro, buona la difesa qui di El Abab che induce l'avversaria a commettere infrazione di passi. Ancora difesa puntuale dunque per la squadra di Fioretto, mentre parte Denise Pinna, playmaker designato in questa fase del match per le giallonere. Mura, ancora zona ovviamente per il CUS. Ceccarelli studia soluzioni, ribalta qui per Pinna che deve prendere il tiro, è lungo però. Niola sul rimbalzo e poi Sayas deve risalire la china. Il CUS Cagliari deve quantomeno provarci per ridurre i danni prima della conclusione del primo tempo. Ancora un errore però, percentuali davvero deficitarie per il CUS e difesa che resta aggressiva invece per la Techfind. Altro ribaltamento per Pinna, va in punta da Ceccarelli, metri e metri di spazio, non la mette neanche qui. Ovviamente quando la difesa avversaria è passata a zona, il San Salvatore è stato invitato più spesso a trovare delle soluzioni dall'arco. Fin qui la scommessa ha un po' premiato il CUS, che però dall'altra parte non sta riuscendo a realizzare, perché sono puntuali i rientri difensivi della Techfind. Cutruppi sul rimbalzo dopo un altro errore, l'ennesimo per le universitarie. Mura sale, riceve Ceccarelli, fa circolare per Cutruppi, il blocco a liberare Mura.
Ancora Francesca Mura per Pinna, poi il pallone che arriva dentro per Cutrupi, arriva anche il raddoppio. Allora quando la sfera arriva là sotto c'è poco da fare per il CUS. San Salvatore qui ha ragionato, ha insistito fino a quando non è riuscito a trovare rifornimenti in post basso per la sua lunga. Niola intanto dal palleggio, l'uscita di El Habab dentro da Ljubenovic, ha sportellato Ljubenovic, sbaglia, chiede un fallo dalla panchina Koci Sciascia senza però venire accontentato. Linea di fondo di El Habab, finisce troppo sotto canestro e sbaglia, contropiede dall'altra parte per Saïas, si arresta in tempo utile Niola, poi Prosperi, il tiro dentro anche con un pizzico di fortuna, doppia cifra anche Giulia Prosperi che ha realizzato più della metà del fatturato offensivo del CUS Cagliari. 2,36. E la Bab per Pinna, poi fuori da Mura, dentro ancora in maniera magistrale per Cutrupi, grande assist qui, e Cutrupi ancora pronta a realizzare, mentre sta per tornare Eugenia Caldaro, facce ancora preoccupate sulla panchina del CUS che sperava in qualche modo di girare l'inerzia di questa partita, ma che non c'è riuscito. Ljubenovic contro El Habab, fa valere l'esperienza, il mestiere, anche la fisicità contro la giocatrice toscana. 2 per Ljubenovic. Mura ancora invitata al tiro da 3, questo lo mette Francesca Mura con l'urlo di liberazione, gran canestro. 40-18 è il gap che continua a crescere tra le due squadre nonostante gli sforzi della squadra universitaria. Siamo stati leggermente distratti dall'urlo di Ana Ljubenovic, che si è arrabbiata tantissimo con Saïas che indugiava troppo prima di giocare il pick and roll. Dopo una lunga assenza in questa gara torna Manzotti, gran protagonista in avvio. È uscita Ceccarelli. 40-20. Comunque San Salvatore che ha il pallone in mano e che ha doppiato il CUS quando ci avviciniamo agli ultimi 90 secondi del secondo quarto. Manzotti in post medio, il pallone riaperto per Pinna, in punta non benissimo della Bab, circola ancora rapidissimo il pallone in angolo. Manzotti, che costruzione d'attacco ancora perfetta per la Techfen, che sta giocando un derby stellare fino a questo punto. 43-20 è il nuovo massimo vantaggio per le giallonere, più 23. Saïas prova a prendere la linea di fondo, c'è la chiusura puntuale di Mura e poi Niola che tiene vivo il pallone, il blocco di Petrova che prova a prendere posizione profonda, non viene però servita, il tiro di Saïas è sbagliato, il rimbalzo che cade nelle mani di Niola che può riprovarci. Dunque Petrova dentro contro Cutrupi, prova a usare anche la nazionale bulgara, il fisico sbaglia, poi Mura arpiona in qualche modo il rimbalzo e permette a Pinna di ripartire in attacco. 35 secondi al termine del secondo quarto, gira sul perno e la Bab sbaglia, poi la lotta a rimbalzo con Prosperi che ne esce vincitrice, prova a spingere in transizione ma le sue compagne restano dietro. Allora non c'è sfogo per la transizione primaria, deve lavorare la difesa schierata. Sara Saïas, sale Petrova per bloccare, c'è una discrepanza di circa 6 secondi tra il cronometro della partita e quello dei 24. Airball per Prosperi e Manzotti a far suo il pallone vagante, ad aprire poi per Francesca Mura, passi qui per Mura, ha visto bene a mio giudizio qui l'arbitro, un mezzo passettino in più per Mura che non si era accorta di averlo commesso. Allora 6 secondi, potrà andare fino in fondo il CUS, un canestro a fil di sirena può avere una valenza psicologica importante. Ci prova Prosperi che prende però soltanto il tabellone e allora finisce il primo tempo al Palaviena davanti c'è. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivie Palme. La struttura offre 2 tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'Hotel Ulivie Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina,
un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Eccoci allora nuovamente in diretta da Selargius. Sta per avere inizio il terzo quarto della gara tra Techfind San Salvatore e Cus Cagliari, con la squadra padrona di casa avanti di ben 23 lunghezze dopo i primi 20 minuti di gioco. Gara che ha avuto davvero poca storia fin qui, 13 punti in casa San Salvatore per Giulia Manzotti, poi tabellino abbastanza distribuito, 7 per Simioni, 6 per Granzotto, 7 anche per Cutrupi e per la Bab. Le lunghe in particolare stanno trascinando la Techfind in questa partita. Il Cus che tira con 7 su 29 dal campo, ha opposto resistenza probabilmente con la sola Giulia Prosperi, ma non è riuscita nel duplice intento di produrre una aggressività importante in questa partita, e poi soprattutto non è riuscita a limitare le lunghe avversarie che hanno fatto la differenza anche a rimbalzo, ma soprattutto in termini di presenza sotto i tabelloni. Anche tante situazioni di 1 contro 1 concesse là sotto, non voleva che la partita prendesse questa piega il coach della squadra universitaria Federico Sciascia. Il dato dei rimbalzi peraltro per i primi 20 minuti vedeva avanti per 24-14 proprio il San Salvatore. C'è Caldaro in lunetta mentre la gara è ripresa con Simioni che lavora dal palleggio per il San Salvatore, poi va verso sinistra, il tiro è sbagliato, la lotta a rimbalzo con Ela Bab che non si dà per vinta, ma alla fine alla meglio Caldaro, chiamata maglia per Prosperi, va dietro la schiena, la pressione davvero furiosa di Granzotto con il San Salvatore che non vuole calare di intensità in questo secondo tempo. Caldaro fuori per Prosperi, mette il pallone per terra, la difesa di Simioni, il tiro dall'angolo per Caldaro, errore a rimbalzo, tocca soltanto Simioni, poi recupera Manzotti, attacca il San Salvatore, il pallone che arriva profondissimo per la Bab, riapertura per Cutrupi, il tiro con la mano sinistra va dentro, tutto anche abbastanza semplice per la giocatrice ex Viterbo, oltre che Atena Roma e varie altre squadre. 45-20, nuovo massimo vantaggio per il San Salvatore, fallo qui per Giulia Manzotti, è il terzo personale, se non vediamo male, dalla sua gara. Tendiamo la paletta degli ufficiali di campo per darvene conferma, e così terzo fallo per Manzotti che non è assolutamente convinta di questa chiamata, dovrà stare attenta d'ora in avanti, anche se come detto la situazione di punteggio consente anche di ampliare le rotazioni per la squadra di Fioretto. Sayas lavora dal palleggio, ancora la giocatrice ex Mercede Alghero che va in punta da Pugioni. Caldaro, la finta è ottima contro Cutrupi, la fa saltare, poi scarica con i tempi giusti per Anna Ljubenovic che ne approfitta con il lay-up del 45-22. Simioni, Granzotto e poi ancora Giulia Simioni, ancora zona per il Cus Cagliari, zona che abbiamo visto per larghi tratti anche nel corso del primo tempo, che non è servita al Cus per riaprire questa partita. Stavolta però aumenta nel livello della pressione la squadra ospite che va a recuperare questo pallone, poi Ljubenovic guarda il canestro, spara da 3 punti, il pallone fa dentro e fuori, un pizzico di sfortuna qui per la giocatrice nativa di Lubiana.
Granzotto mentre si prepara sul cubo dei cambi anche Silvia Ceccarelli per la Tecfa, inconsueto show difensivo sul pick and roll per Ljubenovic e la Bab raccoglie il palleggio. 5 secondi per il tiro, il San Salvatore un po' in difficoltà in questo caso Granzotto con un airball e allora paga qualche dividendo ora lo sforzo difensivo del Cus Cagliari. Fuori Manzotti, dentro Ceccarelli, 7:40 da giocare nel terzo quarto. Allunga la difesa qui la Techfind, incespica Saias, si complica la vita, Simioni va a cercare il pallone, infrazione di 8 secondi qui, sfortunata però una giocatrice classe 2001 del Cus Cagliari. Simioni ha ricevuto sulla rimessa di Ceccarelli, Granzotto la sua ricezione, si propone la Bab in post, il taglio dentro di Ceccarelli, non riesce a riaprire ancora una volta, il Cus si chiude bene e soprattutto impedisce il pallone transiti all'interno del pitturato in maniera agevole. Saias, c'è bisogno però poi di andare a realizzare dall'altra parte per riaprire in qualche modo questa partita, sembra abbastanza chiusa, ancora un errore per Saias. Granzotto, cliente davvero complicato per lei, qualche limite comprensibile dettato dalla inesperienza quantomeno rispetto a Granzotto. Saias, va detto, ha già diversi campionati di Serie A2 sulle spalle, alcuni con la Mercedes Alghero, altri proprio con il Cus dove ha portato a compimento dei progressi notevolissimi, però ripetiamo Granzotto è davvero avversario complicatissimo. Qui si prende il tiro da 3, lo manda a segno Marta Granzotto quando il pallone diventa un pizzico più pesante, non si fa mai attendere. 48-22, Niola torna sul parquet per il Cus Cagliari, fuori Saias che sta denunciando dei problemi. Ricordiamo ancora una volta che manca in questa partita Erika Striulli, capitano, trascinatrice del Cus Cagliari, ovviamente anche playmaker titolare. Aveva già saltato il derby d'esordio contro la Virtus, non è riuscita a essere disponibile nemmeno in questa partita. Qui c'è un fallo che premia ancora il San Salvatore, 6:24 per l'ultimo mini intervallo. Terzo fallo di Ljubenovic, intanto dovrebbe essere stata questa la chiamata, terzo di Ljubenovic, ripetiamo, con Madeddu che sta per tornare proprio al posto di Ljubenovic, immaginiamo. Anzi esce Puggioni, dunque alza il quintetto, Sciascia, 3 lunghe in campo, Ljubenovic, Caldaro e Madeddu. Simioni, Ceccarelli ancora a zona ovviamente per la squadra ospite. Ceccarelli invitata ancora al tiro da 3 punti, questo è sbagliato e la Bab non ci arriva a rimbalzo. Granzotto favorisce però l'intervento di Simioni e la Bab. Ribaltamento di lato per Granzotto, palla con i tempi giusti per Ceccarelli sulla linea di fondo e il pallone che torna fuori. Granzotto da 3, errore, poi ancora e la Bab a rimbalzo, fermata fallosamente da Madeddu. 2 tiri liberi per Munia e la Bab. Ancora il San Salvatore a fare il vuoto davvero a rimbalzo, non c'è stata storia da questo punto di vista in tutta questa partita. La Bab, giocatrice come detto classe 94, fiorentina, esplosa a San Giovanni Valdarno dove ha giocato prima in Serie B e poi in Serie A2. La sua ultima stagione in Toscana, 9,4 punti e 7 rimbalzi di media, era il 2017-2018, quindi Battipaglia ha voluto offrirle una chance in Serie A1 nel 2018-2019 mentre ha sbagliato il primo tiro libero e poi lo scorso anno ancora uno però a Palermo. Giocatrice che ama occupare indifferentemente gli spot di pala forte e di pivot e la Bab ha già scritto 28 punti in quel di San Giovanni Valdarno contro la sua ex squadra. Dunque una partita particolare per lei e per tutto il San Salvatore, anche perché
arrivava nello stesso giorno della scomparsa del dirigente Gabriele Cinus, sopramaglia dedicata a lui. La panchina della Techfind e poi il suo posto, la sua sedia accanto al tavolo degli ufficiali di campo con i colori giallo-neri. Prima dell'inizio di questa partita c'è stato anche un minuto di raccoglimento che poi è stato trasformato in un commovente minuto di applausi. 5:39 intanto con Ljubenovic in lunetta, l'errore per lei, recupera però comodamente il rimbalzo, extra possesso Cus Cagliari che transita nelle mani di Giulia Prosperi, il blocco di Madeddu, Kutrupi a chiudere la strada a Prosperi in maniera efficace, riapertura per Niola, ci mette una mano tanto per cambiare Marta Granzotto, che non spicca probabilmente, o meglio non spiccava al termine del primo tempo dal punto di vista della produzione offensiva, ma che ha fatto sempre tante cose molto importanti per permettere alla sua squadra di dominare fin qui il derby. 2 punti facili in contropiede intanto per il Cus, 49-26, vantaggio comunque ancora indiscutibile per il San Salvatore, che ha un pizzico rallentato quando il Cus ha proposto ancora la zona nel terzo quarto, ma che non ha mai rischiato di far rientrare in partita gli avversari, anche se manca ancora tanto. Qui un'altra rubata di Niola, fa valere le sue spiccate doti difensive. Time out in campo, a chiamarlo è stato il tecnico del San Salvatore Selargius, mentre ricordiamo ancora una volta i risultati delle 2 gare che hanno visto protagoniste queste squadre all'esordio. Successo per 54-52 del San Salvatore in casa della Bruschi San Giovanni Valdarno, con Ela Bab miglior marcatrice, canestro decisivo di Pandori a pochi istanti dalla sirena finale. Pandori che non abbiamo ancora visto in questa partita. E poi successo largo per il Cus nel derby della prima giornata, 71-50 sulla Virtus, con 14 di Prosperi, 15 di Ljubenovic e 10 di Federica Madeddu, che come detto ha sfiorato anche la doppia per la Virtus. Non sono bastati poi i 18 di Martina Zolfanelli. Virtus battuta anche oggi poi dalla pallacanestro femminile Firenze. Virtus che attende di recuperare le infortunate per cercare di essere anche lei protagonista in questo campionato, di soffrire il meno possibile, sicuramente meno di quanto fatto nella scorsa stagione, con la situazione che era pericolosamente in bilico per la squadra di Ferrazzoli al momento dell'interruzione dei campionati. Intanto si è tornati sul parquet con Petrova che va fuori qui da Prosperi, crea separazione con Granzotto e fa un gran canestro davvero Giulia Prosperi in questo caso. Ancora zona, fronte pari per il Cus, 4-18, 49-28 invece la situazione di punteggio in favore della Techfind. Simioni finta il tiro da 3 punti, poi ribalta il lato per Ceccarelli, va dietro la schiena, sotto poi da Ela Bab, l'ultima a toccare è stata proprio lei, rimessa per il Cus Cagliari. Un pizzico di apprensione in più ora sulla panchina della Techfind San Salvatore, con il Cus che finalmente è riuscito a far funzionare la sua difesa a zona, che non permette a questo punto delle ricezioni semplici vicino al canestro alle lunghe del San Salvatore, che hanno letteralmente demolito il Cus nel primo tempo, con tante situazioni di 1 contro 1 a rimbalzo. Simioni intanto, dopo la palla recuperata da San Salvatore in questo caso, Ceccarelli ragiona, va da Simioni, poi la circolazione a premiare Granzotto, si fa vedere poi in gomito e la Bab, eccola a ricevere, fuori Granzotto e poi Simioni, 5 secondi per il tiro, la giocatrice svizzera prende la responsabilità della conclusione ma manda il tiro sul primo ferro. Allora Prosperi ancora con la chiamata maglia, Ljubenovic per il Cus Cagliari, va in punta da Madeddu, l'uscita quindi di Rachele Niola, il blocco per favorire la ricezione di Petrova, il tiro dall'angolo morbido e sbagliato però in questo caso dalla giocatrice bulgara, che sta cercando di prendere confidenza con la sua nuova squadra, non c'è riuscita nelle precedenti apparizioni. Ancora Granzotto
intanto per la Techfind 52-28 a ricacciare indietro questi tentativi di rientro ancora timidi però da parte del Kus. Ljubenovic con la bomba senza però ritmo, allora Simioni contropiede e la Bab da sotto, due facili per Munia e la Bab. 54-28, qui funziona la transizione del San Salvatore. Intanto Niola con problemi contro Simioni, altra infrazione di 8 secondi, problemi importanti in regia per il Cus Cagliari. Lo ripetiamo ancora una volta, Niola lasciata anche senza collaborazioni in questo caso. Fuori Ceccarelli, intanto torna Manzotti. Da segnalare, da elogiare anche lo sforzo organizzativo del San Salvatore in questa partita, con match che si disputa a porte chiuse con accessi consentiti a 120 persone, così come recitano i protocolli FIP in materia di anti-Covid. Sanificazione delle mani e misurazione della temperatura. All'ingresso tanti addetti che hanno verificato la scrupolosa osservanza delle norme. Intanto altra stoppata e poi altro recupero per il San Salvatore, 2 contro 1. Granzotto concede qualcosa anche allo spettacolo, segna con il fallo Munia e la Bab con l'urlo poi di liberazione. Il San Salvatore ha ancora totalmente le mani su questo derby. Applausi a scena aperta per la squadra giallonera. Torna Saias, fuori Prosperi che va un po' a riposare, ha esaurito un pizzico la verve che ha mostrato nel primo tempo, quando è stata probabilmente l'unica a offrire qualcosa di positivo alla squadra di Sciascia. 1:45 intanto per concludere le operazioni del terzo quarto. Granzotto è veramente ovunque, stava per recuperare anche questo pallone, c'è riuscita peraltro poi anche approfittando di un rimbalzo favorevole. Torna Demetrio Blecic al posto qui di Adriana Cutrupi, chiamata a 2 nell'attacco del San Salvatore a opera di Granzotto. Manzotti ancora in punta per il suo capitano. Simioni attende l'arrivo in punta di Elabab, si va in angolo da Manzotti che prende il tiro da 3, lo sbaglia nel pallone che fa dentro e fuori. Saias per il Cus Cagliari, Miola e poi in punta da Petrova, ancora Sara Saias, il movimento di Caldaro che taglia improvvisamente dentro dopo aver portato il blocco. È brava qui Eugenia Caldaro che tiene il contatto, realizza, potrà andare in lunetta con il tiro libero supplementare. Meno 27 però per il Cus Cagliari, così recita il tabellone. Ultimi disperati tentativi di rendere quantomeno aperto il finale di gara. È arrivato anche il canestro con libero aggiuntivo da parte di Caldaro. Manzotti, Demetrio Blecic fuori da Simioni a coinvolgere poi nell'attacco del San Salvatore Granzotto e la Bab prova a entrare dentro, fallo qui da parte della difesa del Cus e dunque liberi per Munia e la Bab. Assegno e la Bab a cronometro fermo. Siamo entrati nell'ultimo minuto del terzo quarto, 59-31, così come vedete nella nostra grafica. Peraltro nel prossimo turno sarà impegnato contro una squadra più importante di questo girone sud del campionato di Serie A2, ovvero la Spezia, in casa a Saduchessa. Selargius che andrà a far visita invece alla matricola Brescia. Le altre gare di questa giornata sono Livorno San Giovanni Valdarno, la già citata Virtus Cagliari contro Firenze, Civitanova contro Bolzano, Vico Basket contro Patti, la Spezia contro Umbertide, Brescia contro Faenza. 22 secondi al termine del terzo quarto, intanto tripla frontale per Simioni dentro, anche questa percentuali
che sono cresciute nuovamente per il San Salvatore, che sono state buone a dire il vero durante tutto l'arco della partita. Ultimi 8 secondi intanto, 62-31, ancora Cus doppiato dalle avversarie. Niola con il tiro difficilissimo in allontanamento, strappa qualche applauso in conclusione di terzo quarto, ma non c'è comunque storia qui al Palaviena. 62-33, così recita il vantaggio del San Salvatore. Ancora un po' di pausa, noi rifiattiamo e poi torniamo in diretta per l'ultimo quarto. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre 2 tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'Hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Eccoci ancora in diretta per raccontarvi l'ultimo quarto del derby, seconda giornata. Tecfa in San Salvatore avanti sul 62-33 contro il Cus Cagliari, in una gara che ha avuto ben poca storia fin dall'inizio. Subito un parziale di 7-0 per la squadra di Fioretto e il Cus ha inseguito senza mai riuscire a mettere il fiato sul collo delle avversarie. Simioni parte verso sinistra, poi sceglie di andare spalle a canestro, dai la Bab, riapre rapidamente Demetrio Blecic con la tripla lunga, il rimbalzo portato giù da Sayas. Minuti quantomeno formativi quest'oggi per Sayas contro avversarie che le hanno reso la vita complicatissima, a cominciare da Giulia Simioni e poi ovviamente anche Marta Granzotto. Sayas va dentro, tira in precario equilibrio e sbaglia. Simioni raccogliere il rimbalzo e andare avvio al gioco d'attacco della Techfind. Ancora un rifornimento in post basso, stavolta intelligente e puntuale l'anticipo di Prosperi e Sayas ancora a riprovarci. Lo scarico sotto per Madeddu, va su con determinazione e porta a casa il fallo che le permetterà di andare in lunetta con 2 tiri liberi. Torna Mura, mentre è arrivato probabilmente il terzo fallo di Granzotto. In precedenza Granzotto che esce accompagnata dagli applausi del pubblico, o meglio degli addetti ai lavori presenti qui al Palaviena. Madeddu col secondo tiro libero, il primo non ha avuto fortuna, nemmeno questo. Demetrio Blecic, la più rapida ad arrivare sul rimbalzo. Simioni lavora sul blocco di Elabab, un pallone abbastanza poi complicato per lei sul roll, ha recuperato il Cus rapidissimo in contropiede Sayas. Mura porta via il pallone ma tocca anche l'avversaria e dunque c'è il fallo segnalato prontamente dalla coppia che ha diretto bene fin qui senz'altro la gara, i signori Bernassola e Berger. Il primo di Palestrina, il secondo di Roma, partita che è stata anche favorevole, insomma non troppo impegnativa per i 2 arbitri, partita assolutamente corretta. Prosperi, un pallone difficile da ricevere per Sayas, ci accusa dell'errore Giulia Prosperi. Parte Simioni, sta per arrivare il momento di Martina Pandori, consegnato nelle mani di Simioni, parte verso sinistra, riapre bene per Elabab che ha metri di spazio, da lì sbaglia però Madeddu, non riesce a portare giù il rimbalzo, riapre Manzotti per Elabab, extra possesso San Salvatore, tripla frontale aperta per Mura con errore. Prosperi protegge l'uscita del pallone, rimessa a Cus. 3 le sostituzioni in totale, Pugioni e Ljubenovic per Madeddu e Sayas. Per quanto riguarda il Cus Cagliari, fuori Demetrio Blecic, dentro Pandori. Match winner di San Giovanni Valdarno. Martina Pandori
che trova spazio a 7,55 dalla fine. Caldaro a far circolare il pallone per Puggioni, dentro per Ljubenovic, fa saltare la Bab, canestro con fallo per Ljubenovic, che ha vissuto un pomeriggio tutt'altro che positivo contro l'intraprendenza delle lunghe del San Salvatore, che non sono solo fisiche ma sono anche particolarmente mobili, amano correre il campo, e la Bab è stata tra le principali protagoniste. Esce ora per respirare un po', torna Kutrupi, staffetta tra lunghe ora per la Techfind, osserva altra interruzione della gara e altri cambi. Esce Niola, dentro Sorbellini per il Cus Cagliari. Caldaro in lunetta dopo il fallo, 7:20 la conclusione di una partita che ha ormai pochissimo da dire. Vi abbiamo già raccontato i prossimi impegni di queste due formazioni. Il precedente intanto era il quarto fallo di squadra del San Salvatore che andrà a Brescia nel prossimo turno, il terzo di questa Serie A2, mentre il Cus Cagliari riceverà la visita di La Spezia. Segna Caldaro, cronometro fermo a 7:15 dalla conclusione. Il Cus Cagliari ha realizzato soltanto 38 punti, che la dice lunga sulla produzione difensiva della squadra di Fioretto, che potrà essere assolutamente soddisfatto dello sforzo della sua squadra. Pandori con un tiro del tutto simile a quello che ha permesso al San Salvatore di vincere la gara di sabato scorso. Evidentemente ci ha preso gusto, realizza anche qui una lacrima quasi alla Navarro per lei, che trova il modo di strappare applausi anche questo pomeriggio. 64-38, ormai la partita si trascina senza tantissimo da dire verso la conclusione. Fallo di Kutrupi su Prosperi. Mentre vi ricordiamo anche i prossimi appuntamenti sugli schermi di Directa Sport. Questa sera alle 20 la pallamano di Serie A1 Handball Athletic Club Nuoro contro Handball Erice, quarta giornata di campionato, e poi ancora domani tanto calcio sui nostri schermi. Nella serata ci sarà un'abbondante scelta, a cominciare dal campionato di Serie D con gli highlights del match tra Muravera e Team Nuova Florida. Parliamo ovviamente del girone G del campionato di Serie D, mentre sta per arrivare un momento significativo per il Cus Cagliari, al di là della sconfitta odierna, ma ne parleremo tra poco. 5 secondi per il tiro, intanto Simioni va dentro e realizza per il 66-60. Campionato poi di eccellenza, Ossese in trasferta sul difficile campo dell'Idolo. Noi vi proporremo la differita integrale della gara in serata, quindi ancora campionato di promozione regionale, girone A, Villa Cidrese contro Andromeda, Siurgus Donigala, e quindi per il girone B San Teodoro contro Stintino. Altra tripla qui, intanto Giulia Manzotti a segno per il 69-42. Dicevamo, per il Cus Cagliari sta per arrivare il ritorno in campo di Valentina Zucca. Lo scorso anno un grave infortunio per lei al ginocchio, la rottura del legamento crociato nel corso del derby della prima giornata contro la Virtus, in una partita che peraltro stava giocando benissimo. Infortunio beffa per lei a pochi secondi dal termine, e ora siamo felici di raccontare anche il suo ritorno in campo, che sta per arrivare. Prima c'è il cambio del San Salvatore, esce Simioni con Fioretto che le concede la passerella con gli applausi finali assolutamente meritati. Ancora c'è da aspettare per il cambio di Zucca, perché sarà proprio Prosperi che ha realizzato il tiro libero ad uscire. Allora fuori Prosperi, questo è il ritorno dal basket giocato di Valentina Zucca.
un grande in bocca al lupo a lei, che ha dimostrato di essere pronta per questo livello, di poter essere anche protagonista per il CUS. Dovrà pian piano riprendere confidenza, ma puntano tanto su di lei la società e lo staff tecnico. Linea di fondo intanto per Mura, che un'altra ex di questa partita, non lo avevamo ancora ricordato, ha finito la scorsa stagione proprio al CUS Cagliari, è arrivato in prestito in pieno inverno, era sostanzialmente la metà del campionato a dicembre. Francesca Mura, che non ha trovato tantissimo spazio, ma che ha trovato invece comunque il modo di farsi apprezzare dal CUS nei suoi pochi mesi a Saduchessa. Ljubenovic riceve il pallone vicino al canestro contro la difesa di Cutrupi, sbaglia la lotta a terra, un fallo forse da parte di Ljubenovic, anzi la rimessa, vediamo un po' chi viene assegnata. C'è ancora voglia di lottare nonostante la situazione di punteggio abbondantemente acquisita. Cutrupi, che non ha esitato un istante per buttarsi a terra e andare a contendere questo pallone. Fuori Caldaro, dentro Petrova, che potrà sfruttare questi 4,49 quantomeno per entrare un po' più nei meccanismi della sua nuova squadra. Non c'è riuscita granché nelle prime apparizioni, non è semplice, insomma arriva da 2 stagioni in cui ha avuto ben poco spazio in A1 a Torino, ma la A2 l'ha disputata in passato anche da buonissima protagonista con la canotta della Mercedes Alghero. Tra l'altro, nota curiosa, indossato anche la maglia del San Salvatore Alexandra Petrova, seppur brevemente nel corso di un concentramento interregionale della categoria Under 18. Sulla panchina del San Salvatore c'era il coach Fabrizio Staico. Petrova fa suo questo pallone vagante, ancora 69-45 il punteggio. Potremo vedere insomma all'opera le giovani Loddo qui per il San Salvatore, è pronta per bloccare Cutrupi, va verso sinistra Loddo, il tiro da 3 di Pandori è corto, insegue il pallone poi Sorbellini, si finisce ancora a terra, a lottare e ci arriva, tanto per cambiare Adriana Cutrupi con altra chiamata arbitrale e il possesso conservato dal San Salvatore. Restate con noi anche al termine della partita, perché andremo subito in diretta a offrirvi le interviste con i 2 coach. San Salvatore ampiamente rinnovato con ben 6 novità nel corso dell'estate, più che un rinnovamento, una rifondazione vera e propria per la società del presidente Marco Mura. Il CUS che ha scelto invece la via della continuità, mentre Loddo spara da 3 punti, non la mette. Continuità per il CUS Cagliari con 2 soli nuovi innesti, tante conferme per proseguire sulla falsariga dello scorso campionato, con il CUS che ha lottato per l'ingresso alle Final 8 di Coppa Italia fino al termine del girone d'andata, quando un piccolo calo coinciso con l'infortunio di Striulli ha reso impossibile questo risultato alla squadra di Federico Sciascia. Un calo, come detto, a ridosso di dicembre-gennaio per meglio dire, poi a febbraio e inizio marzo la squadra stava riprendendo in mano la corsa playoff, ovviamente l'interruzione dei campionati. Passerella anche per Cutrupi, pure lei ottima protagonista di questa gara. Torna Camilla Demetrio Blecic per la Techfind, 3:20 al termine della partita. Entrambe queste 2 formazioni, peraltro lo scorso marzo, davano la sensazione di poter arrivare fino in fondo nei loro propositi di playoff. CUS era leggermente meglio piazzato in classifica, il San Salvatore era a ruota, comunque sa come sarebbe andata e chissà soprattutto come andrà in questa stagione.
il Cusca non deve essere certamente giudicato per la prestazione odierna, il suo valore intrinseco è ben più importante, lo ha dimostrato la squadra universitaria in tante circostanze. Deve un po' riprendere il discorso, insomma. Qualche problema era stato denunciato già nella partita contro l'Acronos Moncalieri, vinta con largo margine dalla squadra piemontese, mentre ci sarà spazio poi in questo finale anche per Giulia Melis, con un quintetto totalmente made in San Salvatore. Se dovesse uscire Manzotti, e infatti è così, fuori Manzotti, pure lei applauditissima. E allora 5 prodotti del vivaio su 5 per la Techfind, Pandori, Loddo, Melis, Mura e Demetrio Blecic. Ribaltamento di lato, la tripla di Loddo, un airball, Melis vuole subito lasciare un'impronta su questa partita, Pandori da 3 punti dentro, sono 5 per lei in questo match. Finisce nel migliore dei modi questa gara per il San Salvatore, con coach Fioretto in panchina che dispensa complimenti un po' a tutti. Doppio palleggio qui evidente per Demetrio Blecic, che non ha bene idea di cosa fare, cambia soluzione in corso d'opera. Puntuale la chiamata arbitrale. Demetrio Blecic a rendere complicata la ricezione di Petrova, qui Zucca va dentro, vediamo se riesce a trovare la gioia personale, non lo fa, e allora Viola Loddo, ultimi 90 secondi di partita. Demetrio Blecic dopo il gioco a 2 riceve vicino a canestro, riapre per Melis, appoggia al vetro e realizza anche Giulia Melis per il 76-45. Ormai questo finale si è tramutato in una vera e propria festa per il San Salvatore, che mantiene l'imbattibilità stagionale, vola a 4 punti in classifica, resta a 2 il Cuscagliari, mentre Petrova riesce a realizzare qui in una serata ancora difficile per lei. Ultimo minuto, Pandori, il taglio a ricciolo di Mura che vede benissimo Demetrio Blecic. (78-47) allora. Arianna Puggioni, serve Madeddu, il piazzato dalla media distanza con errore per Federica Madeddu. Anche il CUS ha fatto tanto in termini di sviluppo nel settore giovanile. Schiera questo frangente della gara Valentina Zucca, Federica Madeddu, in precedenza avete visto Sofia Sorbellini, poi altre giovani aggregate al roster, alcune giocatrici peraltro come Saias e come anche Arianna Puggioni non sono cresciute a Saduchessa, ma hanno prodotto una maturazione importante, sono diventate giocatrici vere e proprie proprio a Saduchessa. Pandori prende il tiro da 3 anche con personalità, qui sbaglia, rimbalzo per Melis, Blecic non riesce a mandare per aria un ultimo tentativo, ma poco importa per la Techfind che fa suo il derby, lo fa con grande autorità in 40 minuti condotti dall'inizio alla fine in maniera assolutamente indiscutibile. 80-47 il punteggio finale qui a Saduchessa, con le padrone di casa che peraltro hanno ricordato nel miglior modo possibile il loro dirigente Gabriele Cinus, che è scomparso una settimana fa, che avrebbe tenuto tanto a vedere una prestazione di questo tipo in un derby. Applausi tantissimi meritati per la squadra di Roberto Fioretto, che ora va a salutare questo successo
Ci sarà di che riflettere dopo questa sconfitta, questa battuta d'arresto per il Cus Cagliari. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.